abbiamo deciso di fare una riduzione del cuneo fiscale per consentire alle famiglie in misura anticiclica di aumentare il mercato interno e la domanda nel Paese, consentendo così lo sviluppo dei consumi, acciocché finalmente l'Italia possa modificare il segno meno davanti alla crescita. Volete che ve la dica così? Abbiamo restituito 80 euro in tasca ai cittadini. Prevengo la sua obiezione. Berlusconi e Grillo dicono che non servono a niente. Forse per loro che guadagnano milioni. Se tu sei condannato per corruzione, per tangenti, tu nei palazzi della politica non ci devi più mettere piedi. Io lo dico, votate per chi vi pare, ma non mandate dei buffoni. Io ho visto ieri Grillo è arrivato con un assegno da 5 milioni dei soldi che i 5 Stelle ha restituito. Beh, se arriviamo noi, arriviamo col libretto degli assegni. Sotto questa percentuale, Martinelli è sconfitta? Secondo me il PD non prenderà il 30%, arriverà a malapena al 26-27 se ci arriverà. Perché Renzi non è il leader del PD, molta gente, oggi c'è la rete, quindi la rete interagisce a memoria. Uno che 3 mesi fa diceva prometto una riforma al mese, se non riuscirò il 25 maggio potrete dire di me che sono un buffone. 3 giorni fa Renzi dice non votate i buffoni, quindi ha già fatto appello al suo partito. Allora, però questo precedente, secondo te, può avere una qualche eco rispetto ad una sconfitta di Renzi laddove non arrivasse o primo partito o sotto il 30%? Sai, qui siamo sempre a livello di previsioni, eccetera. Sicuramente vince Grillo, lo sappiamo tutti, abbiamo visto anche i sondaggi, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Vince Grillo. Se anche Grillo, per una sorpresa della storia, dovesse arrivare secondo, avrebbe vinto comunque. Questo lo sappiamo pure tutti quanti. È evidente che di fronte a un Movimento 5 Stelle e a un PD più o meno a pari merito, darebbe a Renzi, non dico il ben servito, ma la difficoltà di rimanere a Palazzo Chigi sarebbe sotto gli occhi di tutti, perché Renzi è arrivato nel PD per recuperare voti, per diventare l'uomo nuovo, e invece l'uomo nuovo non è lui, ma è Grillo. A questo punto cos'è che c'è? Abbiamo un sondaggio un sondaggio di Renzi, ascoltiamo, vediamo. Possiamo parlare dei sondaggi, sono autorizzato a parlare o no? Comunque potrei scommettere con lei, Feltri, che secondo me, tanto ormai ho scommesso una dozzina di caffè, sarò un po' nervoso lunedì, ma le dico che secondo me 5 Stelle prenderà qualche voto in meno in termini assoluti della volta scorsa, parlo di voti assoluti, e il PD qualche voto in più. Percentuale non si sbilancia, la sua soglia prenderà più di Veltroni o meno? 33? No, non credo di arrivare a quelle cifre. Scusa. Allora, è vero che Grillo è il migliore sul palco, però è altrettanto vero che in questa campagna elettorale, con le piazze ancora più piene rispetto alle politiche, ha potuto dire che il Movimento 5 Stelle ha mantenuto le promesse. E siccome nessuno lo può fare, Grillo va in piazza. Renzi e Berlusconi devono stare blindati, coperti dalla polizia. Renzi diceva mi protegge la gente, ma Renzi lo protegge la gente con l'apostrofo, l'apostrofo agente, non la gente. Questo qua va in giro scortato. Scusate, Grillo va in piazza. Voglio mettere dell'altra legna. Vittorio, quella tua analisi però ha sicuramente o avrebbe sicuramente una ricaduta sul Quirinale, sul Colle. Intanto perché l'ha detto apertamente Grillo. Sì, ma non è che Grillo possa decidere con un referendum di mandare via il Presidente della Repubblica. Può darsi che se ne vada da solo, ce lo auguriamo anche. Questo è un altro discorso. Però è il fallimento di un disegno... il fallimento di un disegno di Napolitano. Beh, è chiaro, ma mi sembra che già siamo a buon punto con il fallimento, con quello che è successo. Grillo non è importante che abbia ragione o non abbia torto, sta di fatto che interpreta un malumore talmente diffuso, lo intercetta tutto e lo interpreta. Quindi è inutile stare a dire assomiglia a Hitler. Per me, per esempio, assomiglia di più a Mao Zedong che a Hitler.
ma non è importante, è che lui legge la realtà, la interpreta bene e acquista i voti, ne acquisisce tantissimi. Allora far finta che questo non accada è da cretini, perché significa lasciare sempre a Grillo il terreno a sua disposizione. Va benissimo, a me non importa niente che vinca Grillo, vinca Renzi o Berlusconi, a me non cambia niente. Però è evidente che Grillo ha uno scatto in più, sta andando avanti. Chi non lo vede è cretino. Lo vedo molto carico, Grillo. Apriamo il collegamento. Perché lo sanno, perché noi cosa faremo? Noi i primi 100 giorni, i primi 3, perché noi andremo a governare questo paese, ve lo prometto.